Tutto attorno all'area del cantiere del Ponte della Vittoria sono tante le cose da sistemare. Come potete vedere, i lavori però all'interno del cantiere proseguono. È stato raschiato il primo strato di asfalto proprio per andare a capire, a visionare lo stato di salute, di tenuta anche dal punto di vista drenante della parte superiore del Ponte della Vittoria. Il secondo giorno di lavori continua a vedere numerosi automobilisti imboccare Viale Armando Diaz e fare inversione a U dopo aver scoperto l'esistenza del cantiere. E ancora una volta sottolineiamo che la cartellonistica c'è, ben visibile, e che quindi si tratterà di pazientare qualche tempo. I lavori erano e sono necessari. Le critiche infatti riguardano i disagi e le modalità con cui si è scelto di gestire i lavori. Punti di vista che nessun ponte, finché ci sarà il cantiere, potrà unire rispetto alle scelte fatte dall'amministrazione. A proposito, il vice sindaco Andrea Zonta getta acqua sul fuoco, spegnendo sul nascere le polemiche di chi chiedeva lavori in notturna. E così Zonta rispolvera idealmente una vecchia hit per l'estate bassanese. Pensate che un rumore del genere fatto di notte vuol dire non far dormire mezzo Bassano, è una cosa impossibile. E visto che ci siamo, un po' d'acqua viene buttata già sui timori in vista della riapertura delle scuole. Timori che, se non venissero rispettati i tempi, divamperebbero. Il ponte avrà una corsia libera e la gestiremo con flusso est-ovest o ovest-est a seconda di quello che sarà meglio viabilisticamente per la città. Ma se per i bilanci è ancora presto, quello che resta sono i fatti. I lavori si dovevano fare, giusto? La cartellonistica è chiara, ma deve essere implementata. I disagi ci sono e questo è un fatto. Basti pensare che per un tragitto di poche centinaia di metri che viene chiuso al traffico, gli automobilisti che vogliono raggiungere e tornare dal centro devono fare 8 chilometri con costi di carburante, tempo e chi più ne ha più ne metta. Poi si vedrà se le scadenze verranno rispettate, se il danno ai commercianti sarà contenuto e se a settembre la fila per entrare in classe non inizierà già dal ponte. In quel caso, all'appello di chi giudicherà le scelte fatte, l'amministrazione dovrà rispondere presente.